problemi per il numero 9. Pandemonio Spin, partiti comunque con Perla Capar, sollecita allo stacco a portarsi al comando, a precedere il numero 2 di Pirro degli Dei, all'esterno veloce Poker Star, cerca di andare su Perla Capar, intanto si mette in buona posizione alla corda anche Paul Stars quando si va al completamento della piegata. 400 di corsa in un buon 28,6. Perla Capar al comando, che l'ha presa allegra come gli succede qualche volta, tant'è che ha due lunghezze di vantaggio nei confronti di Pirro degli Dei, con all'esterno ancora Poker Star, poi Paul Star, la seconda pariglia presa da Principe Man, di lato a Penelope Caff. 43,7 il passaggio ai 600 di corsa da parte di Perla Capar, che continua a condurre agli 800 che vanno via in 59,6. Intanto Poker Star che si prodiga al suo esterno quando siamo adesso vicini al completamento del chilometro, con Poker Star che ora attacca Perla Capar, che ha dato il meglio, 1,15,3 il passaggio al chilometro. Poker Star che tende a passare, affronta l'ultima piegata da leader, mentre alla sua schiena si fa vedere Principe Man, poi più indietro Paul Stars, con ancora il numero 2 Pirro degli Dei, che ha abbandonato la corda e viene infilato di dentro da Penelope Caff. Si va così adesso al completamento della piegata, con sempre al comando Poker Star nei confronti di Principe Man, che però tende a passare già all'imbocco dell'addirittura. Principe Man che si allunga e guadagna 3 di margine a Paul Stars, e poi anche a Picador che va per linee esterne. Picador che è molto incisivo nel finale, ma davanti ha fatto tutto a posto Manzone con Principe Man, e viene a concludere da vincitore 2,1,9 per Principe Man. Gianni Manzone 3,41 la quota. Andiamo a rivedere. Picador dovrebbe essere il secondo, perché appariglia completamente Paul Stars. Gli ultimi metri con Principe Man che chiude a media anche interessante di 1,16,2. Il secondo posto per Picador, numero 6, il terzo per il numero 12 Paul Stars, 4,6,12 l'ordine d'arrivo provvisorio di questa sesta